Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo, organizzata da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo i molti enti che hanno concesso il patrocinio alla seconda edizione di questo festival e tutti i numerosi partner che a vario titolo sostengono questa iniziativa. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della prestigiosa Sala della Carità, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6 di Padova. In questa settimana parleremo di prevenzione, di promozione della salute, lo faremo grazie alla presenza di numerose personalità di prestigio, di livello nazionale e internazionale, esperti del benessere psicologico, ma anche di educazione, di gestione del denaro, di filosofia, di neuroscienze, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e di molto altro. Quindi approcceremo questo tema da diverse angolazioni per darvi il più possibile un contributo. Come avete certamente potuto vedere, c'è un sito dedicato a questo evento dove sono disponibili tutti i materiali promozionali e l'intero programma. Il sito lo vedete anche ora in sovraimpressione, è www.cambiogiocul6.it e sul sito resteranno inoltre a vostra disposizione le videoregistrazioni di tutti gli incontri. Quindi vi invitiamo a consultare il sito e se possibile anche a condividere le nostre dirette sui vostri canali. Ringraziamo le molte persone che ci stanno dando supporto in proposito. Salutiamo quindi non solo il pubblico in sala, ma anche tutte le persone che ci stanno seguendo da tutta Italia e soprattutto gli studenti e gli insegnanti collegati dalle loro classi. In particolare gli incontri del mattino sono rivolti proprio agli studenti e ai ragazzi. Le classi in particolare della quinta liceo Scienze Applicate Cattaneo Matteo di Monselice sono collegati con noi e ben 9 classi del liceo Leonardo da Vinci di Padova che ci stanno seguendo dalle loro aule insieme agli insegnanti. Siamo molto contenti del collegamento con voi. Qui con noi, a proposito di scuola, c'è anche un gradito ospite, il professor Francesco Lazzarini, dirigente scolastico del liceo Scienze Umane Istituto Amedeo di Savoia Duca d'Aosta di Padova, che ringraziamo per la sua presenza e al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una riflessione e potrà eventualmente porgere una prima domanda al nostro relatore. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito, professore. Ecco, passo ora la parola per un saluto istituzionale ai promotori di questa iniziativa e per prima la dottoressa Arianna Camporese, responsabile scientifica del progetto Cambio Gioco. Benvenuta dottoressa, grazie. Buongiorno a tutti. Siamo molto contenti di questa seconda edizione della settimana delle dipendenze comportamentali e del disturbo del gioco d'azzardo, reduci dall'esperienza dello scorso anno che è stata entusiasmante per noi perché come Dipartimento Dipendenze è stata un'avventura nuova, ma anche il pubblico ci ha seguito, abbiamo avuto moltissimi operatori da tutta Italia, circa 1000 persone collegate della cittadini, genitori, molti ragazzi ci hanno seguito e quindi quest'anno abbiamo pensato di ripetere questa esperienza. Ci saranno 3 incontri al giorno, alla mattina, soprattutto pensato per la popolazione giovanile, quindi le scuole, come stamattina abbiamo più di 250 ragazzi che ci stanno seguendo dalle loro classi. Il pomeriggio sono degli interventi più a sfondo educativo, quindi pensate per i genitori, ma anche i portatori di interesse, operatori, e la sera con dei nomi di tutto rispetto legati sempre alle tematiche del gioco, ma non solo, anche cultura generale, filosofia, matematica. Penso che avete potuto vedere, il programma è molto ricco. Per cui io vi ringrazio per la vostra partecipazione e penso che posso lasciare la parola ad altri saluti e vi auguro buona giornata insieme a noi. Grazie dottoressa. Passiamo la parola ora alla dottoressa Maria Chiara Corti, direttore dei servizi sociali dell'UL6 Euganea. Benvenuta dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza qua, grazie ai relatori, grazie al professore Lazzarini della scuola Duca d'Aosta qui vicini. Io rappresento l'azienda sanitaria UL6 che vuole scommettere anche quest'anno su una modalità innovativa di fare prevenzione delle conseguenze negative del gioco d'azzardo patologico, che è un evento di comunicazione, un evento di condivisione
all'interno della città, in questa bellissima Sala della Carità, che rappresenta in realtà il lavoro e ci ricorda l'opera di una confraternita che già a fine Medioevo si occupava di assistere le persone bisognose e le donne prive di dote, quindi aiutare le donne a entrare nella società, con una modalità che adesso ovviamente rivediamo riprodotta all'interno della nostra azienda sanitaria. La nostra azienda deve occuparsi delle persone più fragili, delle persone più deboli, ma deve occuparsi anche di migliorare la conoscenza all'interno delle nostre iniziative di prevenzione per prevenire le malattie, consapevoli del fatto che il gioco d'azzardo patologico è una malattia, anche se molto spesso le persone e i pazienti stessi esitano molto e ritardano molto ad ammetterlo e a chiedere aiuto. Quindi questo vuole essere un meccanismo nostro di condivisione, di apertura alla città e di ascolto anche di voci che ci danno conoscenza e competenza, grazie anche al professor Zanardi. Grazie mille. Grazie dottoressa. Invitiamo ora il dottor Vito Sava, direttore facente funzione del Dipartimento Dipendenze, direttore dell'Unità Operativa Complessa Alta e Bassa Padovana dell'ULSEI Euganea. Grazie dottore. Buongiorno, grazie, benvenuti a tutti e ringrazio gli organizzatori e tutti i collaboratori che hanno reso possibile questa iniziativa. Vorrei ringraziare particolarmente i colleghi dei SERD del nostro Dipartimento che in questi giorni sono anche loro al lavoro nei nostri servizi e permettono il normale svolgimento delle attività lavorative per i pazienti e per tutti quelli che hanno bisogno nei nostri SERD. Una parola sul titolo, giocare ad esseri umani. Il gioco è un'attività fondamentale per ciascuno di noi, dalla prima infanzia fino all'età adulta e all'età anziana. Osservavo prima questa immagine della Vergine col bambino. Ci sono due particolari, il bimbo che si rivolge verso quella platea di angeli e la distanza dalla mamma. Credo che questo aspetto ci permette di declinare la possibilità del gioco e della dipendenza, la vicinanza e la distanza. Il gioco ci permette di creare una dipendenza sana, differente dalla dipendenza malata e dalla dipendenza patologica. Credo che questo fa la differenza. La possibilità di essere umani, la possibilità di allontanarsi e di avvicinarsi. Spero che questa settimana ci permetterà di crescere e di apprendere esperienze che ci fanno crescere in una dipendenza sana rispetto a quella patologica di cui apprenderemo e comprenderemo. Grazie ancora e buona settimana a tutti. Grazie dottore, è ora la volta del dottor Salvatore Lobello, direttore facente funzione dell'Unità Operativa Complessa SERD di Padova. Grazie dottore. Grazie a voi. Diciamo che la cosa più importante in un evento come questo è cominciare a dire che stiamo muovendoci nella direzione giusta. Comunicare, avvertire, informare, rendere consapevoli le persone credo che sia una delle nostre mission più importanti. Spesso e volentieri nei nostri servizi siamo legati all'azione del trattamento, ma in realtà non può essere questa azione disgiunta da un'azione importante di prevenzione, da un'azione importante di comunicazione su quello che potrebbe succedere, anche se non è ancora successo. Io credo che la nostra concentrazione su questo aspetto, il nostro parlare con questi mezzi che ci vengono consentiti da un'organizzazione di questo tipo a una platea molto molto ampia e soprattutto una platea che comprende le persone più giovani, quelli che sono un po' più vulnerabili e un po' più a rischio, diciamo, di entrare in situazioni difficili, molto prima che queste cose succedano, credo che sia il motivo dominante di questa nostra meravigliosa iniziativa, che spero che sia al secondo, ma all'inizio di un lungo percorso, di un lungo cammino che possa continuare a dare frutti magnifici. Grazie a tutti. Grazie a voi, ringraziamo di cuore i responsabili del progetto per questa introduzione, che abbiamo molto apprezzato, ed entriamo nel vivo dell'incontro di oggi, l'incontro che si intitola Dipenderò dal mio cervello.
che sarà illustrato da Gabriele Zanardi, che ci ha raggiunti questa mattina qui nella Sala della Carità. Gabriele Zanardi è psicologo, psicoterapeuta, neuropsicologo, professore presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale Forense dell'Università degli Studi di Pavia. Lo ringraziamo per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. Il professore ci parlerà di comportamenti, abitudini, emozioni, di come vengono letti e interpretati dal sistema nervoso centrale, costruendo identità e comportamenti che possono però rappresentare anche elementi di vulnerabilità. Quindi ci aiuterà a conoscere questi sistemi, a riconoscerli e imparare a gestirli, perché ciò rappresenta una sfida e una necessità culturale sempre più stringente, in particolare nel nostro mondo digitale. Prima di passargli la parola per il suo intervento, vi ricordiamo che potete anche porre eventuali domande o commentare la diretta nei profili social, oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Lascio quindi la parola a Gabriele Zanardi e vi auguro buon incontro. Grazie, buongiorno, benvenuti. Per me è un piacere e un onore essere qui, perché da ex laureato a Padova tornare in questa sede è un po' come tornare a casa, e mi fa piacere tornare portando un piccolo contributo che spero sia stimolante soprattutto per i ragazzi che ci stanno ascoltando, ma anche trasversale per tutti noi, perché quando si parla di gioco d'azzardo patologico entriamo in un ambito estremamente complicato, non solo per la definizione dei numeri, ma anche per la comprensione del fenomeno in sé per sé. Nel senso che siamo abituati a parlare di dipendenze legate a sostanza, per cui parlando di cocaina, parlando di eroina, parlando di altre sostanze è molto più impattante l'idea che qualcosa che entra in contatto col nostro cervello possa modificare così tanto la nostra neurobiologia da renderci dipendenti. In realtà non è così, l'abbiamo scoperto da un bel po', e anche lo stesso comportamento che ci può rendere schiavi di una determinata abitudine, che all'inizio può sembrare termine che viene usato spesso ludico-ricreativa, ma che poi alla fine porta ad avere dei quadri veramente complicati e disfunzionali. Quello che cercherò di accompagnare in questa mattina è una sorta di storytelling, di viaggio, che nasce dal perché il nostro cervello funziona in un determinato modo, come quel funzionamento può essere facilitato o inibito e come quel comportamento possa strutturare all'interno del nostro sistema nervoso centrale, gli anglosassoni li chiamano degli script, cioè dei programmi che fanno sì che io non debba neanche più pensare a cosa devo fare, lo faccio, punto e basta. E quando parliamo di gioco d'azzardo patologico ricordiamo due dati. I dati sono un dato nazionale che dice che abbiamo una forbice di presenza patologica che va dallo 0,8% al 6%, che potrebbe non essere una cifra così impattante. Poi basta fare una cosa molto semplice che abbiamo fatto un paio d'anni fa, una survey, vuol dire mandare agli studenti un questionario brevissimo da fare col QR code. In 32 giorni hanno risposto 5.600 studenti, dei quali il 40% dichiara di aver avuto almeno una volta un'attività di gioco con un gratta e vinci piuttosto che con una slot machine piuttosto che... Qual è il dato che impatta? Non è il fatto che abbiano avuto un'esperienza in sé per sé. Il primo è che sono minorenni. Il gioco d'azzardo dovrebbe essere inibito a chi non ha la maggiore età, eppure così non è. Secondo, qual è l'esperienza che questi studenti portano con sé dopo quel tipo di attività? È stato un brivido, è stato un piacere, ho vinto e quindi ho avuto il desiderio di riprodurlo un'altra volta? Ecco che allora il discorso della prevenzione diventa fondamentale, ma non tanto è legato solo sul gioco d'azzardo in sé per sé, ma la prevenzione su come il mio comportamento può rendere me vulnerabile a qualcosa. Infatti, partendo dalle diapositive che spero non vi annoieranno troppo, nell'immagine iniziale ho messo 3 immagini, credo, fondamentali. La prima è quella centrale, che è la molecola della dopamina, che è il nostro neurotrasmettitore che ci fa trovare piacevole ciò che noi affrontiamo nella nostra vita. Banalmente la Nutella crea una scarica di dopamina. Alla mia sinistra, credo anche alla vostra sinistra, c'è un signore tutto in grigio che infila una mano in un computer e quella mano entra in un mondo colorato. Perché
passiamo dalla dopamina al virtuale? Perché ormai la nostra identità non è più un'identità che viviamo solo realmente, ma che condividiamo da un punto di vista virtuale. Durante la pandemia abbiamo avuto un'individuazione del cosiddetto gioco fisico, cioè dei soggetti che si sono recati presso i centri nei quali possono giocare con le VLT o con vari tipi di attività, ma c'è stato un enorme trasferimento sul gioco online. Non possiamo non considerare il fatto che l'attività online rappresenti un ambiente estremamente pericoloso, perché è facilmente fruibile, è scarsamente controllabile dal punto di vista territoriale, ad esempio. Non c'è una riconduzione sui dati certi rispetto a quanto uno ha giocato e per quanto tempo. Insomma, rappresenta un ambiente estremamente complesso e interessante, ma lo è anche perché crea delle abituazioni. Mi piacerebbe avere qui gli studenti e chiedere quanti di loro si addormentano dopo aver visto l'ultimo reel su Instagram, piuttosto che, per quelli vecchi come me che vengono definiti boomer, andare a vedere su Facebook le ultime novità dei propri amici. Che cos'è quell'abitudine comportamentale? Beh, è un'abitudine comportamentale che rientra in quest'altro spaccato, cioè ripensare che l'essere umano è un animale adattivo. E come animale adattivo deve fare due cose fondamentalmente: entrare in contatto col proprio ambiente, da questo ambiente derivare alcune informazioni che vengono sedimentate all'interno del nostro cervello e producono automatismi, consapevolezza, conoscenza, identità e via dicendo. Ma perché dobbiamo parlare di uomo e di relazione con l'ambiente? Perché in realtà la mia ricerca recente era già stata scoperta nel 1948 da questo signore che si chiama Skinner e che è stato famoso perché ha cercato di spiegare come gli animali apprendono. Lui strutturava, come potete vedere nell'immagine in bianco e nero, una gabbietta che si chiama Skinner Box, dove inseriva delle cavie sperimentali o addirittura dei piccioni e insegnava loro a fare determinati comportamenti applicando un concetto molto semplice: stimolo, rinforzo positivo, quindi se fate una cosa e io vi do qualcosa di buono e quella cosa continuerete a farla, oppure uno stimolo aversivo, negativo: se fate quel comportamento vi do una scossa elettrica, vi assicuro che tenderete a non mettere più in atto quel comportamento. Ma perché parliamo di Skinner? Perché il topino che era all'interno della gabbia di Skinner che cosa faceva? Si aspettava di avere il rinforzo positivo, cioè la caramellina, che in questo caso è rossa, e lui, premendo quella levettina, sperava, attenzione a questo termine, che la caramellina che uscisse fosse rossa e quindi piacevole, sicuramente non quella gialla che era poco piacevole. E i cari studenti direbbero: sì, caro Gabriele, ma il mio cervello non può essere paragonato al cervello di un roditore. Noi siamo molto più evoluti, abbiamo una grande capacità. Ma siamo sicuri? Questa immagine che rappresenta lo scroll che viene effettuato nei social media rappresenta un modello molto simile alla Skinner Box. Perché è un modello molto simile? Perché io vado sui social, taggo qualcosa che mi interessa, come un panino, man mano io scrollo, che cosa succede? Che l'intelligenza artificiale ripropone tutti quegli elementi sui quali la mia attenzione rimane più di 1,5 secondi. E se voi andate a notare le cronologie di tutto quello che voi fate, la tendenza del sistema artificiale è quello di riproporvi ciò che per voi è gradevole. Per fare che cosa? Creare una fidelizzazione, cioè creare il fatto che io rimango più tempo lì rispetto a determinati contenuti. Guardate che la mia, come dire, ambito clinico viene sempre più frequentemente studiato da chi fa economia. Vi faccio vedere e chiedo ai ragazzi: andate a osservare il sito di questi signori che sono, tra virgolette, geniali. Questi signori sono una società americana che si occupa della sopravvivenza delle applicazioni digitali. Cosa vuol dire? Vuol dire che io invento un'app, vado da questi qua e gli dico: guarda, ti do l'app, dimmi come fa a essere longeva, come fa a guadagnare molto. Questi signori sul loro sito dicono che l'applicazione diventa virale in base a quanto riesce a diventare abitudinaria per chi la usa.
Cioè questi signori dicono, attenzione, le abitudini possono essere programmate. Ci sono delle tecniche che permettono di ancorare, di collegare noi a un comportamento perché abbiamo un rinforzo. E questo lo notiamo in molti aspetti, nel gaming, nei giochi. Questo si chiama processo di unboxing. Che cos'è l'unboxing? Tutti voi, tutti noi abbiamo un giochino sul cellulare per aspettare il treno in ritardo piuttosto che io gioco a Clash Royale, Candy Crush, non so, uno di qualsiasi giochi e dopo un po' che non ci gioco, rientrando il sistema mi dice guarda Gabriele, dato che sei rientrato ti regalo un box. E in questo box trovi delle skin, cioè trovi qualcosa che ti fa diventare più forte, ti dà una spada più grande, ti dà uno scudo più protettivo, eccetera, eccetera, e vi permette di andare avanti nei livelli di gioco, in modo che così il mio personaggio sconfigge quel nemico che non riuscivo a sconfiggere. Poi però, all'improvviso, chissà perché, dopo circa 8-9 sessioni di gioco, non riuscite ad andare più avanti. E il gioco che cosa vi propone? Compra una box. Dato che sei arrivato lì e non vuoi vivere, parola fondamentale, la frustrazione del momento, con un investimento banalissimo, 0,50 centesimi, puoi prendere la box blu e diventare ancora più forte e quindi vincere. Guardate che quando parliamo di 0,50 centesimi, calcolate che un'applicazione che si chiama Find My Car, che è una stupidaggine per vedere dove avete parcheggiato l'auto, che costa 0,58, 0,48 centesimi, ha avuto 19 milioni di download. Quindi fate 19 milioni per 0,50, capite perché i produttori hanno tutto l'interesse. Ma questo sistema di aggancio non l'hanno studiato solo per il gaming, l'hanno studiato anche per il gioco d'azzardo. Questo è uno dei tanti servizi online, poker online, guardate la titolazione, distribuiti più di 600.000 euro in 20 giorni in box da 1.000 euro l'uno. Quindi cosa vuol dire? Io, maggiorenne, mi iscrivo con la carta di credito e la carta di identità, posso giocare a questa sorta di lotteria, vincere 1.000 euro da un box, che per me sono gratis, e poi che cosa faccio? Non è che vado alla cassa, li riscuoto e me li porto a casa. Ho l'obbligo di giocarli per almeno 9 round all'interno del sistema e se nell'eventualità dovessi vincere, io posso portarmi via il 50% in un bonus spendibile come da un punto di vista commerciale. Qual è quella società così, credo che si possa dire, demente, che regala 600.000 euro online così, gratis, senza avere un ritorno? Credo e nessuna lo farà mai. Perché? Perché noi, e questa immagine mi sembra abbastanza iconografica, ci troviamo di fronte a che cosa? A una vecchia abitudine del nostro cervello, rappresentata dalla signora che cerca di dare un po' di pane ai piccioni, peccato che i piccioni sono diventati molto più evoluti rispetto a quelli che mi hanno bombardato il giorno della mia laurea davanti al Palazzo del Bo. Perché diventano più evoluti? Perché hanno studiato come apprendiamo noi. Questo è uno studio bellissimo, e lo dico ai ragazzi che ci stanno ascoltando, dove si è dimostrato da un punto di vista dell'attività nervosa centrale che i 4 fattori che pesano di più sull'apprendimento scolastico sono la relazione con le persone, i luoghi all'interno dei quali io studio, il tipo di azione che metto in atto, ma soprattutto ciò che io sento, le emozioni, la percezione. In questa indagine, è fantastico, e mi scuso col preside qui presente, non ci sono materie, non ci sono professori, non ci sono libri. Ci sono tutti quei criteri invece che rendono l'essere umano un animale sociale, cioè la relazione con gli altri, il luogo come questa bellissima sala che, come dire, fa resuscitare da tanto è bella, come le mie azioni possono essere rappresentate, ma soprattutto come io mi sento. E perché noi parliamo di questo? Perché l'essere umano, e qui torniamo ai topini, non è altro che un sistema che apprende. Questo è un test vecchissimo che si chiama Watermaid's Test, facile facile, viene preso un topino, viene buttato in questa piscina, il topino per non annegare nuota, ma a un certo punto inciampa letteralmente in un cilindro di plexiglass, quindi trasparente, che a filo dell'acqua non si vedeva.
il topino sale sopra e si salva. Il giorno dopo voi lo ributtate in piscina, il topino non nuota più a caso, ma va a cercare quella cosa che gli ha permesso di salvarsi. E come notate nell'immagine a destra c'è un neurone, quello verde in alto, che dopo quell'esperienza si modifica, produce delle modificazioni strutturali. Che cosa vuol dire? Che in base alle esperienze i nostri neuroni cambiano. Ma è vero anche per l'essere umano? Ma solo i topini? Beh, questo studio, vecchio come me, 1999, non so se siete mai stati a Londra, se andate a Londra non andate in auto perché è un caos totale, Richard Frakowiak dice, ma a Londra chi è quello che imparerà più velocemente una strada? Sicuramente il taxista, almeno pre-navigatore satellitare. Quindi Richard Frakowiak si chiede, è possibile che i taxisti londinesi abbiano una parte della memoria diversa rispetto a chi non fa il taxista? Cioè vuol dire l'esperienza di tutti i giorni può cambiare così tanto il cervello? La risposta è sì. I taxisti londinesi avevano un'area precisa del nostro cervello che si chiama ippocampo sezione CA1, molto più sviluppata rispetto a chi non faceva il taxista. Questo sembra facilmente intuitivo, ma perché ne parliamo dal punto di vista del gioco d'azzardo, delle dipendenze comportamentali? Perché come dice questo signore, 1971, le esperienze dipendono dallo stato del soggetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste in sé per sé un qualcosa di così piacevole, ma lo diventa in base alle aspettative che noi abbiamo. Mi piacerebbe fare un gioco con i presenti, ma credo che non sia pertinente, ma lo facciamo lo stesso, e vorrei chiedere loro se fanno una scommessa, parlando di gioco d'azzardo. Allora, guardo i dirigenti dei CERT e gli dico, facciamo così, scommettete 5 euro, prendete il vostro telefonino, fate 0311, fate 6 numeri a caso e se risponde Gigi Buffon vi do 1 milione di euro. Giocate? Voi non li vedete, ma loro hanno un parkinsonismo, cioè scuotono il capo dicendo no, perché tu sei completamente matto, perché figurati se io investo 5 euro per fare 0311, 6 numeri a caso, con la pretesa che risponda Gigi Buffon. È la stessa percentuale probabilistica di vincere al Superenalotto. Uguale, 43 milioni e rotti. Quindi perché andare a giocare al Superenalotto non sembra così folle come la proposta che vi ho fatto? Perché nel tabaccaio c'è scritto che il 73 è ritardatario 244 volte sulla ruota di Venezia, quando la probabilità di estrarre un numero è sempre 1 su 90? Perché il commercio fonda la propria natura sull'aspettativa. E quando noi abbiamo a che fare con le aspettative dobbiamo ricordarci 2 macro aree su come funzionano le aspettative nell'essere umano. La prima la dice questo signore qua, Edelman, premio Nobel per la medicina 1972, dice mamma e papà ci danno un corredo genetico, ma ricordatevi che vincono non i più forti, vincono quelli che si sanno adattare meglio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che mia figlia Margherita, quando aveva 4 anni, si è avvicinata allo schermo del mio computer, ha fatto così col dito e il mio computer non si è mosso. E lei mi ha detto, papà, il tuo computer è rotto. Perché lei usava l'iPad e per lei questo gesto, a favore di camera, è dotato di significato. Quindi se lei va sul mio computer e fa così e non si muove, nella sua struttura mentale è rotto. Quindi tutti i circuiti neuronali finalizzati a questo tipo di azione scrolling per mia figlia sono molto più forti, molto più determinati rispetto a me che giocavo a scacchi, ad esempio. La prossima diapositiva ci fa invece vedere un'altra cosa interessante. Questo signore si chiama Hebb, da cui la famosa legge di Hebb, e lui dice, guardate che tutte le volte che noi apprendiamo qualcosa, creiamo un'associazione. Cioè, come nel topino, leghiamo quell'evento a quel tipo di risposta. Ma le nostre associazioni non rimangono lì, costituiscono la nostra memoria e la nostra memoria non fa altro che attivare dei circuiti molto più ampi. Come faccio a raccontare questo ai ragazzi che sono online? Devo fare una confessione, posso farla pubblicamente? Sì, anch'io sono dipendente, sniffo sapone di Marsiglia. Perché?
la mia nonna mi lavava i panni in una tinozza d'acqua bollente piena di sapone di Marsiglia e io da bambino le stavo vicino e sentivo quel profumo. Se io adesso sniffo il sapone di Marsiglia, mi viene in mente la mia nonna, ma attenzione, non mi viene in mente lei come figurina, mi tornano in mente le mie emozioni, torna in mente un pezzo del mio vissuto, torna qualcosa di molto più profondo, di emotivamente più impattante. Ebb ci spiega questo, la nostra memoria non è semplicemente una scatola dove sedimentiamo degli eventi, ma c'è un'emotività strutturale di fondo che veicola la memoria a ricordare di più determinate cose rispetto ad altre. Perché vi ho fatto vedere Ebb? Per farvi vedere questa diapositiva. Noi sappiamo da ormai 15 anni che il cervello del dipendente, sia da sostanza sia da comportamento, altera delle aree cerebrali. La prima area che altera si chiama amigdala diffusa, che è la sede dell'intercetto tra memorie ed emozioni. Quella parte lì è più attiva rispetto ai soggetti non dipendenti. C'è un'altra parte che si altera, che è la corteccia prefrontale, la corteccia del controllo, la corteccia del saper dire di no, che invece che essere iperattivata si spegne. Quindi la mia impulsività è più forte e la mia capacità decisionale è più debole, quindi tendo ad avere risposte più automatizzate. Poi però c'è una terza area, molto interessante, che si chiama insula, che è quella che fa la bilancia tra ciò che io voglio e ciò che dovrei fare. Sempre all'audience presente chiederei chi di voi usa Amazon Prime? Credo tutti, quasi tutti. Perché? Perché ho visto Edelman, adesso lo compro, vado su Amazon, lo compro, domani mattina ce l'ho a casa. Quanto costa? 48 euro. Se io vado a comprarlo dal libraio e il libraio mi dice guarda costa 48 euro, io prendo il portafoglio, lo apro, dentro 50 euro e dico non posso bermi lo spritz. Tipico evento padovano. E quindi che cosa faccio? Non avendo abbastanza soldi dico lo compro la prossima volta. Ma no, c'è Amazon Prime. Tu non lo paghi, o meglio, lo paghi a fine del mese all'interno della carta di credito, ti arrivano 2.844 euro sforato il plafond Visa, figurati se io vado a rivedere che ho speso 48 euro per un libro. Questo scollamento fa sì che io non abbia neanche la percezione di quanto spendo. L'insula dovrebbe fare quella bilancia lì, cioè dovrebbe dire in questo momento, nonostante l'impulsività, compra il libro, nonostante la tua fragilità prefrontale perché sono arrabbiato, non spendere perché c'hai pochi soldi. No, io ho pazienti, giocatori d'azzardo patologici, che hanno fatto 5 finanziamenti e ognuno con la speranza di sanare il precedente. Uno degli ultimi che ho visto, di cui mi sono follemente innamorato, è riuscito a fare un finanziamento anche a favore della mamma, peccato che era morta da 5 anni. Geniale. Gli ho chiesto, lo spieghi anche a me come faccio? Ho una serie di parenti infiniti. Questo per dire che cosa? Che il bisogno di ottenere un riconoscimento crea nelle persone strategie. Impareremo bias cognitivi. La prossima diapositiva ci fa vedere un dato incontrovertibile. Questa è una tomografia emissione di positroni, lasciate perdere, è un esame che fa vedere come funziona il nostro cervello dal vivo. Questo è un soggetto normale, questo è un soggetto abusatore di cocaina. Senza essere un neuroradiologo, vedete che il cervello normale ha più rosso, il cervello del cocainomane no. La risposta dello studente medio è sì, grazie, lui si fa di una sostanza neurotossica che entra nella nostra barriera ematoencefalica e brucia i neuroni, è ovvio che è più spento. Attenzione a questo dato. Questo è il cervello di un soggetto che ha un abuso alimentare obeso. Se potete osservare, la differenza è abbastanza sovrapponibile. Perché? Perché si è scoperto che anche determinati comportamenti modificano le strutture cerebrali tanto quanto lo fanno le sostanze d'abuso, perché i circuiti sono sempre gli stessi. Quindi dobbiamo un po' rivalutare il comportamento perché potrebbe essere pericoloso. Pericoloso in che senso? In questo senso, e spero di farvi divertire. Questo è un gioco bellissimo, i ragazzi che ci seguono lo conoscono tutti,
si chiama Fortnite, è uno sparatutto in prima persona, no splatter, quindi molto divertente. 200 milioni di utenti è un dato un po' vecchio ormai, ha guadagnato in 7 giorni 8 milioni circa di dollari e uno si chiede come fa Fortnite a guadagnare 8 milioni se di solito è gratuito su tutte le piattaforme? Perché vendono le skin. Cioè potete comprare il mantello di Batman, la spada di come si chiama? Star Wars, piuttosto che... E i ragazzi giustamente giocano e giocando quel gioco lì vogliono essere più carini, più accattivanti, fare i balletti, eccetera, eccetera. C'è un dato interessante. Nel 2018, ad aprile, il sistema va giù, crash down. Cioè non si può più giocare a Fortnite. E ci sono degli istituti che vanno a valutare com'è la migrazione digitale, cioè quelli che giocano lì dove sono andati a finire nelle 24 ore dove non si poteva giocare. Dove sono andati a finire? La risposta è banale, pornografia. Pornhub ha avuto un picco di 116% in più. E nella valutazione, se volete, banale, questo è un gruppo di colleghi di Parma, c'è, va bene dai, facciamo il gioco medio, ragazzotto di 18 anni che gioca a Fortnite, non può più giocare a Fortnite, va a cercare qualcosa di altrettanto piacevole per un ragazzo di 18 anni. E invece se andate a vedere, di quelli che non hanno potuto giocare a Fortnite, che sono entrati su un sito di pornografia, hanno cercato nel sito di pornografia la parola Fortnite. Il 64%. Perché voi non lo sapete, neanch'io, l'ho scoperto, ci sono dei film, diciamo così, dove gli attori si travestono con le skin di Fortnite. Cioè, io non posso giocare, vado a cercare da qualche altra parte qualche cosa che mi tiene collegato con. Perché vi faccio vedere questo? Perché l'evoluzione della specie digitale, e poi arriviamo al gioco, fa vedere che esiste un sito che si chiama Red Light Center. Che cos'è Red Light Center? È la ricostruzione tridimensionale di Amsterdam e del quartiere a luci rosse. Voi entrate, basta che siate maggiorenni, vi iscrivete e potete costruire il vostro avatar. Quindi io, Gabriele, posso costruire Gabriele con i miei capelli lunghi, posso costruire Gabriella con dei capelli lunghi, posso costruire quello che voglio. Quindi il mio avatar non è necessariamente rappresentativo della mia identità, posso essere chi voglio, ok? Bene. C'è il primo livello che si chiama Silver, voi entrate e fate il vostro avatar. Gli avatar si incontrano, hanno una nuvoletta sopra la loro testa, tipo Second Life, voi digitate e potete parlare con l'altro avatar, quindi dire ciao io sono Gabriele, ciao io sono Matteo, come stai? Io bene, tu bla bla. E sì, c'è una seconda vita lì dentro. Cosa succede? Poi, ragazzi, io sono ancora un cinquantenne abbastanza effervescente, incontro un avatar piacevolissimo, carino, occhi azzurri, capelli mori, eccetera, eccetera, sapete com'è? Ci si innamora. E quando ci si innamora, dopo un certo periodo di frequentazione, si vuole passare anche al concreto. Non preoccupatevi, basta fare l'upgrade. Prendete il profilo Gold, pagate, e potete permettere al vostro avatar di fare sesso con l'altro avatar. Potete comprare manette, potete comprare ambientazioni, potete comprare tutto quello che volete. Quando io l'ho visto, la cosa che mi ha colpito è non riesco a capire cosa ci sia di piacevole nel far sesso a un avatar, vabbè, de gustibus. La seconda cosa è che non essendoci corrispondenza tra l'avatar e il soggetto reale, dietro quell'avatar con cui io sto flirtando potrebbe esserci mio fratello, che è sicuramente una persona gradevole, ma non così tanto. Quindi mi sono chiesto, ci saranno soggetti che hanno delle problematiche nell'ambito sessuale, parafilie, eccetera, eccetera, che giocheranno così. Mi mettete la diapositiva per favore, perché quando sono andato a vedere, 43 milioni di utilizzatori nel 2017. Vi assicuro che non esistono 43 milioni di parafilici. La risposta è facile. Lì dentro posso fare e posso essere ciò che voglio senza responsabilità, senza paura, senza vergogna, senza che il mio interfaccia umano mi dica bravo o cattivo. Voi capite qual è la portata di questa cosa
dal punto di vista educativo. Poi vi spiego perché parliamo di questo col gioco. Perché io vado nelle scuole e racconto cosa bisogna fare per diventare come me, non diventate come me, ma meglio di me, ci vogliono circa 27 anni di studi. Dopo 27 anni di studi si può concorrere finalmente a un ruolo pubblico di dirigente, non vi dico quanto prendono i dirigenti perché sennò non ci credete mai, diciamo che siamo nell'ordine di migliaia di euro, e allora io gli spiego la fatica, gli Stati Uniti, il dottorato, tutte queste robe qui, loro dicono, beh, interessante. Poi mi dicono, ma tu sai che cos'è OnlyFans? E io dico, sì, è un sistema nel quale uno entra, posta delle fotografie e poi gli altri per vedere le fotografie pagano. Beh, questa signorina qua, che si chiama Bad Baby, trapper, aveva non so quanti migliaia di follower, a un certo punto al compimento del 18° anno d'età ha detto guardate vado su OnlyFans e vi faccio vedere non il quoziente intellettivo, un altro tipo di parte del suo corpo a pagamento, $8 a visualizzazione. Beh, in 6 ore ha guadagnato $1 milione. Vale la pena di studiare 27 anni per diventare dirigente in un'istituzione pubblica ad uno stipendio dignitoso o andare su OnlyFans a far vedere la propria intelligenza? Questa è la destrutturazione del sistema sul quale il gioco d'azzardo gioca. Cioè, andare su OnlyFans e avere €1 milione in 6 ore vuol dire avere un rinforzo immediato. Costo zero, fatica zero, nessun tipo di rischio. Il gioco d'azzardo funziona così. Ti do subito un piacere ipotetico. Questo si sedimenta in memoria. Mi ricordo quella sensazione di brivido, di piacere giocando alla SNAI per cui alla fine l'Atalanta ha segnato 2-2 contro la Juve. Sì, sono atalantino, lo posso dire. E quindi quella roba lì mi ha dato piacere anche perché ho vinto. E allora se mi si sedimenta in memoria diventerà motivazionale fare che cosa? Andare a giocare un'altra volta. Ricordo che sul montepremi nazionale il payout è del 97%, 97,8% per la precisione. Vuol dire che su 100 euro investiti 97,8 vengono ridati. Qual è il problema? Che non è che vengono ridati rispetto a quello che tu investi, vengono ridati in base a probabilità variabili. Immaginate di giocare a una slot machine. Voi vi do la mia slot machine, ci mettete 50 euro, vincete 50 euro. Ne mettete 100, vincete 100. Giochereste? No, è noiosa. Qual è il rischio? Qual è il brivido? Non c'è. Allora, i Simpson hanno predetto tutto, ce lo dicono sempre, per i ragazzi era un modo più carino per dire non solo dipendenza da gioco, ma dipendenza da internet, piuttosto che da social, piuttosto che da cibo, piuttosto che da cutting, piuttosto che... E questo tipo di dipendenze si spalma su un enorme quantitativo di attività della vita quotidiana. Ma quindi quando è che un'attività diventa una vera e propria dipendenza? Quando interferisce con la normale vita quotidiana, quando gli effetti collaterali diventano negativi e nonostante ciò io continuo a perseguire quel tipo di comportamento. E quando io vado a vedere cosa succede nelle dipendenze comportamentali, c'è una colorimetria di modificazioni che sono legate soprattutto all'area dell'integrazione sociale e relazionale. Ai ragazzi racconto sempre la famosa cannetta che non ha mai fatto male a nessuno, la marijuana. Noi sappiamo da degli studi che la marijuana dà una riduzione del volume del lobo temporale di circa 7 ottavi con un uso frequente. Il lobo temporale fa memoria, attenzione selettiva e attenzione sostenuta, che sono le cose fondamentali da tenere presente a scuola per imparare. E se io ho meno attenzione, meno memoria e vado peggio a scuola, sarò bombardato dai genitori, sarò arrabbiato e che cosa faccio? E fu un'altra cannetta, è ovvio. Quanti ragazzi hanno visto compagni che piano piano peggioravano nel vestiario, nella cura del sé, nella riduzione, diventavano più arrabbiati, diventavano più depressi? Perché la marijuana ha quell'effetto lì. Se voi andate a parlare con i ragazzi nello scenario dei nostri adolescenti non è niente, anzi liberalizziamola, così togliamo i soldi alle mafie, non è vero.
Parlando di gioco, io voglio conoscere il produttore di questo prodotto perché è un genio. Durante la pandemia ha detto: ma perché io non posso dare un bacino alla mia fidanzata che sta a Hong Kong? Fa niente, invento un maialino dove io a casa mia do un bacio al maialino, il maialino via wireless manda lo stesso segnale a un altro maialino dall'altra cappa del mondo e gli dà un altro bacino e siamo pari. Bellissimo perché vi evita il problema disgustoso di dovervi lavare i denti, di non mangiare l'aglio la sera prima, eccetera. Evita tutta una serie di considerazioni. Ma è il criterio della deumanizzazione. C'è un'alterazione dell'identità talmente tanto profonda che quando i ragazzi e gli adulti entrano nel vero e proprio gioco d'azzardo, scusate, perché volevo farvi vedere questa, hanno delle alterazioni al livello della corteccia. Il nostro cervello si modifica, non si modifica a caso, ma si modifica in aree le quali devono svolgere quelle funzioni lì: consapevolezza, pianificare le azioni, capacità decisionali e controllo dei comportamenti. È come se il gioco, come le sostanze, non facessero altro che rendere il nostro cervello addicted, cioè pronto per avere ancora sostanza o comportamento. Quindi per parlare di gioco d'azzardo dobbiamo tenere in mente 3 cose. Primo, che è un sistema complesso e che ci vuole una conoscenza profonda. La cultura è la base fondamentale per poter mettere mano a questo sistema. Negli Stati Uniti hanno visto che gli investimenti sulla prevenzione negli adolescenti erano fallimentari e hanno cambiato completamente prospettiva perché hanno pensato di cominciare a insegnare determinate cose dall'asilo. Perché se io addestro i miei alunni ad avere determinati concetti, quando saranno adolescenti riusciranno ad essere in grado di comprendere, altrimenti non ci ascoltano, sono su linguaggi completamente diversi. Le dipendenze sono un connubio tra comportamento, emozione e cognizione e ci sono delle cascate di neurotrasmettitori che, nonostante il nostro voler o non voler fare, governano il nostro comportamento. Ovviamente non è un on-off, c'è un gradiente di crescita. Questa è una pubblicazione importantissima fatta da uno dei più grandi esperti internazionali che è Mark Potenza, che dice: attenzione, davvero il gioco è ricreativo inizialmente, ma poi compromette tutto un sistema lentamente ingravescente. Non so voi, ma io non ho mai trovato un giocatore dipendente da scacchi. Mai. Perché è un gioco lento, richiede dei tempi lunghi, c'è anche l'altro, deve essere veloce, deve essere immediato, con tante lucettine che mi rendono estremamente felice. La parte fondamentale è andare a capire perché le emozioni sono la parte fondamentale delle dipendenze e in base alle emozioni andare a vedere che cosa cambia. Cioè non solo il mio sistema perde di capacità di sintesi, ci sono delle disregolazioni sulla capacità di dire stop, ma addirittura gli stimoli ambientali sembrano essere più pregnanti se fanno capo a quel tipo di comportamento. Se voi parlate con i giocatori d'azzardo patologici vi dicono che la macchina è calda, che aspetta loro, che quello prima di loro ha perso 50 euro di fila e quello era un segno premonitore nel dire che era pronta per aspettare la giocata. Guardate che tutti questi elementi sono un connubio tra emozioni e aspettative e vengono definiti bias cognitivi. Perché parliamo di bias cognitivi? Perché all'inizio, come dice Kub, il rinforzo è positivo e torniamo al topino della Skinner Box. È vero che rischiare dà il brivido dell'adrenalina. Peccato poi che il non mettere in atto quel comportamento mi fa star male, mi fa essere teso, non mi fa sentire bene e quindi quasi quasi ne ho bisogno non più per vincere, ma per lenire quel fastidio che io provo. E questo meccanismo diventa così circuitante per cui ci si ritrova all'interno di un circuito che di solito, mi faceva piacere il commento del dirigente prima, a me non è mai capitato rarissimamente che il paziente venisse dicendo sono malato. Viene portato dalla moglie o dal marito, viene portato dalle condizioni economiche fallimentari, viene portato dall'avvocato perché ormai è, se non fallito, sull'orlo del fallimento. E quindi
il mio sogno evolutivo è diventare come Homer Simpson perché gli scivola tutto addosso e va sempre tutto bene, ma in realtà no, perché noi siamo fatti un po' così. E vi faccio fare questo giochino, non so quanto tempo mi manca, posso andare avanti fino a domani mattina, va bene, grazie. Ok, siamo dipendenti da queste cose. Vi faccio fare questo giochino virtuale perché non potete rispondere, ma credo che sia interessante. Allora, io ho una fabbrica di lampadine e voi diventate i miei amministratori delegati. L'amministratore delegato tendenzialmente fa crescere la società, dovete assumere un nuovo operaio e ve ne si presentano due, l'operaio A e l'operaio B. Voi gli date 3 mesi di prova, l'operaio A fa 100 lampadine, l'operaio B ne fa 60. Dato che volete fare bella figura con me, non prendete subito una decisione così, gli date altri 3 mesi di prova. E in altri 3 mesi di prova l'operaio A scende a 70, l'operaio B sale a 90. Senza dirmi perché e per come. Chi assumete? Lo faccio con i signori in sala. Chi assume B? No, alzate la mano i B che così ho una visualizzazione. Bravi. Ok, grazie, giù. Allora ragazzi, nell'audience circa il 90% ha assunto B, giusto? Beh, io torno dalle Maldive dove sono andato a investire i soldi della società e dico, avete assunto qualcuno? Sì. Chi? B. Allora, A 100 più 70 fa 170, B 60 più 90 fa 105. Cioè avete assunto quello che ha prodotto di meno? Ragazzi, non vedete la faccia dei grandi che dicono? Sì. Perché? Ah, lei è il dottor? Ah, ecco. Oh. Guardi, ho la lettera di licenziamento qui nello zaino. Il dottore ha detto perché produrrà di più. E chi lo dice? Chi lo dice? Ah, dice la previsione. Il dottor, licenziato adesso, si è fatto fregare perché il soggetto A ha avuto un trend negativo e il soggetto B ha avuto un trend positivo. Quindi nella testa del dottore si è automaticamente prefigurato un terzo trimestre, dove B arrivava a 110 e A scendeva a 50. Da quando fa il chiaroveggente, dottore? Mi legge per favore? Lei ha fatto le scuole quelle alte, al terzo piano. Esatto. In realtà, ragazzi, questa cosa qua non è vera. Questa è un'aspettativa. Chi non ci dice che B lo ha fatto apposta per farsi vedere di più? E chi non ci dice che A è morto il gatto, era triste, è andato un po' giù, però lui 100 lampadine le ha fatte. Ma se ci fermavamo dopo 3 mesi il gioco non funzionava, perché avevo solo un dato. Questo è il bias cognitivo. Questo è ciò che noi ci aspettiamo avvenga su dei dati parziali della realtà, perché la vera verità è che A ha prodotto più di B, punto. Guardate che se voi giocate su questa cosa, vi sembrerà che A sia meno simpatico rispetto a B. Avrei una battutaccia al dirigente scolastico, prendo 6, 6, 6, prendo 9, avrà copiato, prendo 8, 8, 8, prendo un 5 e vabbè dai, si è stancato, poverino. Alone, effetto alone. Quindi, 3 considerazioni. Primo, il nostro cervello funziona con determinati meccanismi. Secondo, questi meccanismi modificano la struttura del cervello. Terzo, in base a come il nostro cervello si configura, noi avremo una predisposizione maggiore o minore nel mettere in atto qualche comportamento. Questa immagine è una GIF, vi fa vedere come si specializza il cervello a partire dai 4 anni fino al 18° anno d'età. E come potete notare, più è blu, più vuol dire che è specializzato. L'ultima parte della specializzazione, che è quella macchia verde, non so se forse così, che è qua, no, non si vede il cursore, sì, ok, bene, lì, è proprio quella corteccia dorsolaterale prefrontale che mi dice della pianificazione. Infatti, gli adolescenti sono fatti così. Arriva prima l'impulsività e poi la riflessione. Lunedì faccio il cardiochirurgo, martedì la ballerina, mercoledì l'influencer, giovedì no, la Ferragnez non va più bene, allora faccio il kebabaro, con una grande identità. Ma
la costruzione di questo cervello, dove prima arriva l'impulsività e poi arriva la logica, se viene stimolato in determinati comportamenti, costruisce che cosa? Un connettoma. Che cos'è il connettoma? È il fatto che aumentare le informazioni su determinate aree fa sì che quelle aree siano più ciccione rispetto alle altre e quindi il comportamento diventa più stabilizzato, più consolidato. E se il connettoma non è funzionale, divertiamo Homer Simpson, che con grande tranquillità fa camminare Spider-Pork sul soffitto ed è felicissimo. Allora, la Nora Volkov, che è una delle più grandi ricercatrici sulle dipendenze al mondo, NIH Stati Uniti, per convincere l'amministrazione Obama a sganciare soldi rispetto alla ricerca, ha portato 3 diapositive. Io ne ho solo una perché le altre 2 non è noto saperle che erano soldi, e ha fatto vedere questa immagine. Forse ragazzi per voi è ancora più semplice. Nell'immagine a destra vedete un cuore sano, che è quel semicerchio rosso, e un cuore con una malattia che si chiama miocardiopatia dilattativa, è una dilatazione delle fibrilline cardiache per cui bisogna arrivare al trapianto. Non serve essere un radiologo per vedere che il cuore sano e il cuore malato hanno una bella differenza. Guardate a sinistra, quello è il cervello di un soggetto normale e l'altro è il cervello di un soggetto che usa cocaina. La dipendenza è una malattia d'organo, cioè del cervello, cronico recidivante. Vuol dire che c'è, permane, se non viene trattata nel modo giusto e porta a delle determinate ricadute. E che cosa succede quando noi entriamo nel mondo digital, social e del gaming? Beh, succede questa roba qua. Uno, il gioco diventa attraente. Pensate che c'è chi studia l'architettura dei giochi d'azzardo. Uno dei più grandi fornitori di gioco d'azzardo si chiama Novomatic, il capostipite di questa società che è mancato credo l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo più, ha fatto una genialata, il padre gli ha regalato una prima slot machine statunitense, voi non sapete ma la frequenza della vittoria e della sconfitta con la slot machine basta girare bastava perché sono digitali, girare un aghettino dietro i roll, lui ha cambiato la frequenza di vittoria, quindi ha dato più vittorie più frequenti, ma di meno impatto economico. Quindi le ha distribuite di più, hanno spopolato, perché era molto più attraente. Quindi c'è un sistema che costruisce la tipizzazione della macchina, va a giocare sui nostri bias, per cui c'è una variazione nella nostra testa sulla capacità di prevedere la vittoria. Cioè siamo convinti che la ricompensa sia dietro l'angolo, che la vittoria è lì a portata di mano e che prima o poi io ce la farò. Ma la cosa che a me è interessato di più è questo effetto che si chiama near miss effect, l'effetto della quasi vittoria, dove se voi prendete un soggetto normale e lo fate giocare alla slot machine, quando vince diciamo che il suo cervello si eccita, dopamina, quando perde non si eccita e quando quasi vince non si eccita perché di fatto ha perso. Nei giocatori d'azzardo patologici il loro cervello si attiva tanto quando vincono, tanto quanto vanno vicini alla vittoria. Cioè non discriminano più. A sinistra vedete il cervello di un giocatore d'azzardo quando vince e a destra vedete un cervello di un giocatore d'azzardo quando perde ma è andato vicino alla vittoria. Cosa succede lì? L'effetto dottor di prima. Cacchio, basta poco e vedi che 4 le ho beccate, me ne mancava 1, la prossima volta vedrai che esiste un'alterazione della nostra capacità di scelta, dell'autodeterminazione, questi sono i numeri che vi dicevo prima, ma soprattutto l'illusione del controllo. Noi siamo convinti di poter determinare ciò che non è determinabile, come la fortuna, senza togliere, guardate queste immagini perché io credo che i commerciali dei giochi nazionali, ricordo nazionali e quindi governo, lo risottolineo, sono dei geni perché bonus benvenuto il 300% fino a 2.222 euro più 22% gratis. Diciamo che la ridondanza dei numeri per far ricordare cosa devono fare è geniale, bravissimi.
Non c'è solo il gioco d'azzardo, ma anche internet sta diventando un problema, ma perché le due cose ormai sono fuse, e io sono arrivato quasi alla mia conclusione. La ricercatrice, anche lei mancata recentemente, la Young, ha fatto vedere che anche su Internet Addiction Disorder abbiamo le stesse alterazioni che si ritrovano nei giocatori d'azzardo e nei dipendenti da sostanza. La Young diceva una cosa banale, banale, banale: checking the check. Controllate quante volte controllate. Noi siamo costantemente connessi. Email, WhatsApp, c'è la sindrome della doppia spunta blu. Ho mandato al dottore, caro dottore, è stato molto simpatico, l'ha letto ma non mi ha ancora risposto. Cosa vorrà dire? Che ha trovato un relatore più bravo di me? Che si è offeso perché l'ho chiamato in giudizio? Finché non mi risponde sono lì in ansia e continuo a controllare. Magari sta dormendo, magari è andato a fare altro. No, c'è un significato. La Young dimostra che alterazioni nel sistema di rinforzo, nei giocatori d'azzardo tanto quanto nei dipendenti da internet. La Young dimostra che difficoltà nelle capacità esecutive, cioè di pianificare, di inibire la risposta automatizzata nei giocatori d'azzardo tanto quanto negli Internet Addiction Disorder. La Young dimostra che le capacità decisionali fanno un giro sia nei giocatori d'azzardo che negli Internet Addiction Disorder. Perché vi ho fatto questa similitudine? Fate una fusione, pensate ai giochi online e a un ragazzo di 16 anni con il cervello che non è ancora ben definito, che passa più del 65% del tempo di un'intera giornata su un dispositivo mobile. L'alterazione è semplice. Nel gioco cosiddetto ricreativo io ho il controllo, so inibire la risposta, so bloccarmi. Nel giocatore patologico questo no. Andate a chiedere ai vostri ragazzi se sono in grado di bloccare Instagram, se sono in grado di bloccare i reel, se sono in grado di fare il washout non guardando niente su internet per 3 ore, non 30 giorni, 3 ore. Perché? Perché abbiamo la fortuna e sfortuna di capire che le dipendenze sono un sistema che si modifica attraverso il comportamento. Questa teoria, che si chiama BAD, Behavior Allocation Disorder, cioè vuol dire un disordine nell'allocazione del comportamento, ci dice che noi allochiamo un comportamento su qualcosa che è immediato, che è veloce, perché il nostro cervello non c'ha voglia di fare fatica. Preferisce avere una ricompensa immediata, e se la ricompensa è immediata registra a livello di memoria che ha funzionato bene quella roba lì, e se quella roba lì ha funzionato bene, perché devo prestarci troppa attenzione? La faccio e la rifaccio finché l'ambiente non è altro che la mia sala giochi all'interno della quale poter costantemente rimettere in atto quel comportamento. Se fosse solo così saremmo fregati, saremmo tutti in una Skinner box. Per fortuna che le memorie si possono modificare. L'intervento precoce, l'intervento multidisciplinare, l'intervento psicologico, neurologico, psichiatrico, sociale, familiare servono per disinnescare questi meccanismi e ridarci una capacità, diciamo così, funzionale. Concludo facendovi vedere questa cosa. Io ho avuto il piacere di avere un professore qui a Padova che si chiama Cesare Cornoldi, famoso, è stato mio docente nonché in parte anche mentore. Quando ho visto questo articolo ho detto: se lo vede Cesarone strippa. Perché? Hanno preso dei ragazzi, li hanno divisi in 2 gruppi, in una quarta e quinta elementare in realtà. A un gruppo hanno fatto fare, diciamo così, una sorta di doposcuola, training. All'altro gruppo hanno fatto fare una cosa completamente diversa, che non vi dico ovviamente. Alla fine di questi trimestri di stimolazione hanno messo i ragazzi dei 2 gruppi dentro la risonanza magnetica e sono andati a vedere il funzionamento del loro cervello. E i ragazzi che hanno fatto l'altra cosa rispetto al training hanno avuto un aumento del 35% dell'attività cerebrale della dorsolateral prefrontal cortex, che è quella della pianificazione, eccetera, eccetera. Che è un risultato straordinario. Che cosa gli hanno fatto fare? Li hanno buttati fuori all'aria aperta a giocare. Cioè li hanno presi e gli hanno detto: fuori,
Acqua, grandine, vento, pioggia, freddo, sole, caldo. Barcellona. Perché il gioco è una rappresentazione ricreativa delle relazioni umane. Io faccio il principe, tu fai la principessa, tu fai il drago, il calciatore. All'interno di questo sistema io organizzo la mia identità e do realtà all'identità altrui. Posso costruire la fantasia, posso verificare determinate relazioni di vicinanza e di distanza, di abbandono, di sofferenza. Cresco in un ambiente reale, perché il nostro cervello è costruito per un ambiente tridimensionale, non bidimensionale. Allora io credo che nei nostri tempi, questo è un bellissimo documento fatto con l'Istituto Superiore di Sanità che vi consiglio di andare a leggere, dobbiamo dare una rivalutazione culturale a tutto quello che vediamo, non più tipicizzando una patologia, ma andando ad analizzare quello che è il comportamento che ha condotto quel tipo di patologia. Solo così facendo riusciremo a mettere in campo qualcosa di veramente utile. Grazie. Grazie Gabriele Zanardi, abbiamo avuto moltissimi apprezzamenti anche dalle molte persone che ci stanno seguendo, più o meno 350 persone collegate da varie piattaforme che hanno rivolto anche molte domande e commenti positivi. Grazie per questa esposizione molto chiara, appassionata e anche e soprattutto per questa chiusa che rilancia la possibilità di intervenire anche a livello educativo. Lascio però la parola al nostro ospite in sala, il professor Francesco Lazzarini, dirigente scolastico, per un primo commento o una domanda a Gabriele Zanardi. Prego, professore. Grazie. Quanti giorni abbiamo? Perché mi sono preso un sacco di appunti. Beh, innanzitutto la figura del maialino mi ha cambiato la vita. Io veramente penso che quando non si crede più a nulla si sia disposti a credere a qualsiasi cosa, compreso quella del maialino. Bellissima l'immagine, cioè l'ultimo studio con i ragazzi fuori all'aria aperta. Io penso alle scuole negli ultimi 10-15 anni che sono diventate delle Skinner box, perché se mandi fuori qualcuno e se si fa male, se si sbuccia il ginocchio, se succede qualche cosa, le scuole sono diventate dei luoghi sempre più chiusi, sia nel primo ciclo sia nel secondo ciclo. Dei punti, mi sono segnato la parte iniziale sulla scuola, la relazione, i luoghi, le azioni, le emozioni e soprattutto il primo, la relazione, che credo, lo vedo, forse sempre di più manca, no? Credo che sia significativo anche, secondo me, nel passare del tempo, nei documenti che escono dal Ministero si è passato dall'educare a istruire, no? Che insomma etimologicamente educare vuol dire tirare fuori, istruire vuol dire buttare dentro. Nessuno parla più di educazione, no? Si parla di istruzione, perché bisogna buttare dentro e riempire. Facevo anche una riflessione sul discorso della fatica, no? Ne vale la pena e quale sia il ruolo non solo, dico, della scuola, ma delle famiglie. Noi vediamo dei giovani, io dirigo un liceo e contemporaneamente ho la reggenza in un istituto tecnico, vedo le ferite di questi ragazzi, dei giovani, sempre di più, tentativi di suicidio, ragazzi che prendono psicofarmaci, è una cosa incredibile, questa competizione che cresce. Allora mi chiedo veramente come può cambiare, quale può essere il ruolo delle famiglie che sono sempre di meno attrezzate in molti casi per rispondere a queste esigenze e a questa complessità. Non mi viene da pensare il discorso poi dei soldi, il denaro alla fine gira, è lì che va tutto. E allora mi chiedo, in parte ha già risposto, però se potessi chiedere un approfondimento, si può tornare indietro da questo? C'è una reversibilità e
una via di mezzo tra la curiosità e la domanda, no? Nelle dipendenze. E io lo sento per il lavoro che faccio, vedendo anche molti colleghi. Si può essere dipendenti dal lavoro? Perché sembra, no, che noi siamo schiacciati da questo PNRR che ci sta facendo perdere le vene e i polsi, no? Ma dico, si può essere appunto dipendenti da questo, e se esiste in tutto questo dipendenze, in questo sistema, un percorso del tornare indietro, una reversibilità. Allora, parto da una stimolazione però, perché sennò me la brucio. Due concetti, secondo me, culturali che dovremmo davvero applicare sono responsabilità. La scuola deve fare la scuola, i genitori devono fare i genitori. Non ci può essere una liberalizzazione della responsabilità dove non si capisce più dove finisci tu e dove inizi. Secondo, dico questa cosa, ma ormai, come dire, sono noto per dire cose spiacevoli, abbiamo travisato il concetto di democrazia. La democrazia non è dare tutto a tutti, per cui per dare tutto a tutti devo appiattire verso il basso. E appiattendo verso il basso poi evidentemente non si costruisce più nessun tipo di stimolazione. I ragazzi sono piatti. Mi è capitato questo evento, e poi rispondo, a un ragazzo che è arrivato con una problematica complessa post pandemia. Ricordiamoci che sta per arrivare un'altra pandemia, che non è un virus, che è tutto quello che c'è stato disintegrato per circa 2 anni e mezzo, che per un cinquantenne come me è impattato poco, per un ragazzo di 14, 15, 16 anni vuol dire un pezzo importante della sua vita. Questo ragazzo torna e mi dice: sono andato a scuola e c'è la mia professoressa di italiano che ci bombarda perché deve avere 3 voti. E io dico, adesso c'è ChatGPT, fallo fare a lui che così almeno freghi. E questo mi guarda melanconico e mi dice: non mi ha mai chiesto come sto io, non mi fa fare un tema su come sto io. Perché? I ragazzi hanno, secondo me, un sacco di cose da dire, hanno un sacco di risorse e noi gli diamo più spazio, perché li abbiamo chiusi in settori, in compartimenti stagni, ma perché abbiamo paura di quello che ci possono dire e non abbiamo più quel senso di responsabilità di accollarci anche una critica. Quando io faccio queste presentazioni, e poi rispondo, dico ma perché devo fare questa roba qui quando dopodomani vado al ristorante e ci sono 2 genitori con un bambino di 2 anni con l'iPad con Peppa Pig? Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Per quanto riguarda le dipendenze, c'è un articolo che si vuole Leggiro, bellissimo, che è una lettera aperta a un editor di Science, che dice: ma ci sono le dipendenze dal tango, dal boogie boogie. C'è la storia di un single case report di un ballerino di tango famoso che si è spaccato una caviglia e è andato in depressione perché non poteva più ballare. Perché insomma il concetto di dipendenza così esteso rischia di essere dilatato a qualsiasi contesto della vita quotidiana. Beh, sicuramente il lavoro è diventato un ambito molto interessante di dipendenza, ma non tanto per il lavoro in sé per sé, ma per la modalità con cui noi lavoriamo. Noi non stacchiamo più. Riceviamo mail, WhatsApp, i miei pazienti mi scrivono vigilia di Natale, giorno e notte, tanto prima o poi qualcuno lo legge. Non siamo più in grado di arginare l'invasione della nostra vita personale e privata con tutti dei contesti invece sociali che ci devono dare dei riconoscimenti. Che cosa vuol dire? Sono un bravo preside perché rispondo alle mail al sabato mattina alle 8? Però se ho 20 genitori che rompono le scatole perché lei è assente, perché si occupa d'altro, perché le interessa più il PNRR, perché io la mattina del sabato mentre ho il caffè apro e mi metto a scrivere. E poi mi sono ricordato che c'è l'assicurazione sull'impianto sportivo che devo fare e già che ci sono correggo anche 2 compiti e mezzogiorno e mezzo. Quindi si può tornare indietro perché ci vuole una consapevolezza di quanto quelle azioni stanno contaminando la mia qualità di vita. E disinnescare tutti i meccanismi emotivi di aggancio ci permette di tornare padroni di una certa identità e di equilibrio, che non è facile. Non è facile. Mi veniva in mente, quando diceva del ballerino di tango, il fratello di Wittgenstein, del filosofo, che era
un pianista che ha combattuto durante la Prima Guerra Mondiale e ha perso un braccio, ma lui ha continuato a suonare con la sinistra e scrive, insomma era una famiglia facoltosa, ha poi chiesto a vari compositori dell'epoca, poi il concerto per pianoforte e orchestra per la mano sinistra di Ravel è scritto per lui, quindi lui ha continuato a suonare solo con la mano sinistra, no? Una cosa molto particolare. Grazie professore, ci sono molte domande anche da casa, ne abbiamo selezionata qualcuna. Per esempio Giovanna da Vicenza ci dice: ma di fronte a tutto questo, quali sono secondo lei le nuove sfide della scuola e della comunità educante in generale? In parte avete già affrontato questo tema. Beh, sicuramente la sfida è un'apertura ed è spaccare un po' le regole. Spaccare un po' le regole non vuol dire anarchia, vuol dire trovare degli spazi di dialogo nuovi, perché il mondo dei social ci ha dimostrato che è molto più veloce nella capacità di triggerizzare, di agganciare i nostri ragazzi rispetto a quello che facciamo noi, perché non è richiestivo, non è punitivo, non è frustrante. Riuscire ad aprire dei nuovi spazi di dialogo credo sia la sfida della innovazione educativa, secondo me. Lei prova a immaginare perché la scuola non può essere una scuola diversa. Cioè uno dei miei sogni allucinogeni post è dire: ok preside, gestisca lei non tutta la parte didattica, uno spaccato all'interno del quale laboratori, azioni teatrali, qualsiasi cosa che possa mettere i ragazzi realmente nella condizione di sperimentarsi potrebbe cambiare radicalmente il passaggio, ma qui ci vuole una rivoluzione culturale, e mi scuso, che va a toccare noi docenti, perché noi stessi docenti dobbiamo sottostare a delle regole ministeriali che ti dicono devi dare tot esami, devi promuoverne tot, cioè è proprio una rivoluzione dal basso, secondo me. Quindi per rispondere, la scuola e le famiglie devono costruire degli spazi nuovi all'interno dei quali i ragazzi possono esprimere meglio le loro identità. Relazione quindi anche soprattutto, perché poi qui c'è anche una domanda molto interessante di un insegnante, Antonio da Ferrara, che ci dice: ma se le emozioni sono la parte fondamentale delle dipendenze, che senso ha con i ragazzi fare prevenzione spiegando razionalmente i rischi? In realtà non è solo spiegando razionalmente, ma andando a stimolare l'intelligenza emotiva. C'è un dato bellissimo che dice che un liceale del 1983, se ricordo bene, aveva un patrimonio linguistico di circa 2500 parole, una roba del genere. Il liceale di 3 anni fa 497. Questo non è un depauperamento semplicemente culturale, è proprio una mancanza di semantica, e la cosa fondamentale è: se io ho poche parole faccio fatica a spiegare che cosa sento. E se faccio fatica a spiegarlo al mio interlocutore, faccio altrettanto fatica a spiegarlo a me stesso, quindi non riesco a capire. Razionalmente si devono dare i confini di ciò che è vero e non le lampadine, cioè ti si crea un buco nel cervello, punto. Quello è un dato di realtà. Poi bisogna sviluppare tutto il discorso dell'intelligenza emotiva, del capire la differenza tra paura, angoscia, vergogna, pregiudizio, piuttosto che, perché i ragazzi a volte fanno proprio fatica a identificarsi in un costrutto, infatti si trovano meglio a identificarsi in un agito, il cutting, il fatto che i ragazzi si tagliano. Andate a fare una ricerca, trovate dei veri e propri webinar su come si diventa anoressici, su come si diventa bulimici, piuttosto che, cioè è più facile trovare una soluzione concreta che non un aspetto emotivo, perché è riflessivo ovviamente. E quindi la competenza educativa adulta è anche quella di dare il nome a quello che sta accadendo ai bambini e ai ragazzi. E anche di non avere paura nel dirlo. Adesso c'è un'esplosione dell'ADHD, disturbo dell'iperattività e disattenzione. Quando un bambino è complesso è ADHD. Quando un bambino fa fatica a scuola è un bisogno educativo speciale. Facciamo un PDP... Perché manda in crisi noi. Esatto, magari il bambino è semplicemente un po' agitato. Certo. Parleremo anche con altri relatori della fragilità adulta. Ancora una domanda, poi ce ne sarebbero molte altre, ci scusiamo con le persone che ci seguono da casa perché veramente è difficile dare spazio a tutti, ci sono molti interventi anche di apprezzamento. Caterina dice grazie, straordinaria relazione. Pamela, intervento meraviglioso, grazie, ma ce ne sono veramente tanti che ci stanno arrivando.
E abbiamo ancora questa domanda che ci arriva da Paolo, da Pescara, che chiede: crede che la famiglia di oggi sia pronta per affrontare tutto questo e quali sono le azioni che lo Stato e le istituzioni in generale mettono in campo per sostenere, cioè se ci sono degli aiuti effettivi a cui le famiglie possono anche ricorrere. Possono rispondere? Esatto, va bene. Stanno arrivando. No, rispondo. Allora, rispondo dicendo, parto dai genitori, consiglio a tutti, per chi non l'ha già fatto, di leggere un bellissimo libro che si chiama Un genitore quasi perfetto di Bruno Bettelheim, straordinario. Quando lui è morto i figli sono andati a sputargli sulla tomba. Questa è la traduzione, che è un conto dirlo e un conto farlo. Quota 2, ai genitori dico, metteteci il naso alla giusta distanza. Ci sono vari stili genitoriali, però bisogna essere partecipi della vita dei figli, e risottolineo, noi abbiamo un sistema pubblico eccellente. I nostri servizi sono eccellenti, peccato che non sono considerati dal punto di vista delle risorse economiche. Abbiamo una valutazione rispetto a realtà cliniche europee dove l'esperienza dei nostri CERT e dei nostri SERD se la sognano. Abbiamo un patrimonio di dati che sono lì morti, ma perché non ci sono le risorse. E io dico sempre ai genitori: fate una domanda, andate, suonate il campanello e provate a chiedere, perché magari il servizio non è in sé per sé la risposta giusta, ma il nodo di una rete molto più ampia, tra associazionismo, le attività parrocchiane, piuttosto che, va bene qualsiasi cosa. Agire come famiglia vuol dire, appena si ha odore di bruciato, intervenire, non aspettare, non avere quella paura, perché poi si rischia davvero di arrivare molto troppo tardi, purtroppo. Ultima cosa, attenzione, perché non esiste il giocatore d'azzardo patologico puro. Alcol, tabacco, sostanze, eccetera, eccetera. Quando voi andate a vedere le frequenze di utilizzo dell'alcol negli adolescenti, è impressionante. Perché? Perché sembra quasi ormai sdoganata l'idea che un sedicenne possa andare in Piazza delle Erbe e farsi offrire, nello spritz spero di no, ma un Brizz. Avete presente i Brizz? Che sono quei alcolici ma a basso... E dopo che ha provato il Brizz, il passaggio al Negroni credo che sia ovvio. L'alcol porta a disinibizione, l'alcol porta a depressione, l'alcol porta a ritiro sociale e torniamo lì. Quindi, per rispondere, le famiglie hanno bisogno di essere educande ed educate, i servizi territoriali ci sono e funzionano, anche se purtroppo scarsamente finanziati. Dobbiamo far gruppo, dobbiamo far rete, che è una bella parola, ma per adesso io di rete ne ho viste poche, perché poi le reti vanno alimentate. Quindi il messaggio è anche: abbiate fiducia, perché le risposte ci sono, e avvicinatevi. Assolutamente. Certamente, questo è anche uno degli scopi di questo festival, che appunto è iniziato con questo incontro, da lei condotto magistralmente, la ringraziamo moltissimo, Grazie a non voi. solo da internet ma anche qui dalla sala. Ringraziamo davvero per la sua presenza e il contributo anche il professor Francesco Lazzarini, dirigente scolastico, grazie per essere stato con noi. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguiti da internet, oltre alle persone che sono presenti. Salutiamo calorosamente anche gli studenti che ci hanno seguiti e vi invitiamo a continuare a seguire il nostro festival, che è ricco di appuntamenti, ce ne sono 3 al giorno. Vi ricordiamo che potete trovare tutto il programma sul sito www.cambiogiocou6.it e ringraziamo tutti quelli tra voi che rilanceranno sui propri canali social i nostri materiali promozionali. Ancora grazie a Gabriele Zanardi per la sua presenza e disponibilità, per il suo contributo molto prezioso. Vi aspettiamo alle 17:30 per il prossimo incontro in programma, il cui titolo è Identità di genere e dipendenze, fattori di rischio e fattori di protezione. Saranno con noi Anna Franceschini e Marina Miscioscia, e poi alle 20:30 ci sarà Leopoldo Grosso per l'incontro dal titolo Gioco d'azzardo, la sofferenza dei familiari come risorsa per la cura. L'UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato, vi invitiamo a rimanere con noi per il Festival Cambio Gioco. Buona continuazione di giornata.